Allora, eccoci qua, riprendiamo. Siccome è stato citato come discorso passerà, no? Lo diceva lei, Presidente Ziglio, comunque passerà, no? Le regioni si arrabbiano, le varie istituzioni si arrabbiano, passerà. Lo citavo io, Renzi, chiunque gli fa la critica e poi gli passerà. Sì, ecco, passerà. Allora, vediamo questo passerà che è stato citato appunto anche qui in trasmissione, abbiamo un piccolo contributo che poi ci aiuta un po' a riprendere fila del discorso. Sono arrabbiati le regioni, sono arrabbiati i sindacati, sono arrabbiati delle volte i magistrati, sono tutti arrabbiati. Io non penso di avere la verità in tasca, noi facciamo un sacco di errori, però quello che deve essere chiaro è che cambiare l'Italia non è il nostro giocattolino, è 8 mesi che siamo al governo, abbiamo una situazione internazionale difficile, o facciamo uno sforzo tutti insieme per remare nella stessa direzione e finalmente restituire un po' di soldi ai cittadini e alle famiglie, oppure l'Italia non ha futuro. Siccome io voglio bene agli italiani, voglio bene all'Italia, io sono contento quando una mamma è felice di mettere il passeggino a posto, vede il bambino ed è orgogliosa perché fa il passettino sul triciclo, quando prende un bel voto a scuola, la mamma è orgogliosa. Io vorrei che una mamma fosse orgogliosa anche del fatto che suo figlio è italiano, cresce in Italia e porta i suoi sogni nel suo paese. Per farlo bisogna restituire un po' di libertà alle famiglie e agli italiani. E se le regioni sono arrabbiate, gli passerà. Con calma, senza fretta, gli passa. Su questo il problema del consenso. Vedendo questo, anch'io vorrei fare il fiorentino, il toscano, il cattivello, e domandavo prima all'amico Zanetti perché non volevo dire una stupidaggine, perché la politica, è vero, va così in fretta che ti passano i treni davanti, non li vedi neanche. Si ricorda che con Monti era venuta fuori la storia del Monte Paschi di Siena, i famosi 4 miliardi di euro prestati, Mamma mia. perché prima non si sapeva tanto, poi si è saputo che erano prestati. E io mi sono ho preso un fogliettino, con la penna, a me piace scrivere invece che fare con la calcolatrice, ho fatto i calcoli, al 9%, come diceva il signor Monti, annui, cioè sono 200-300 milioni di euro all'anno. Sono stati pagati questi soldi di interessi allo Stato? Massimo Zanetti, che è un'eminente persona della... No, eminente no, al momento ancora non sono stati liquidati. Di sicuro, non sono stati liquidati. Se questi soldi fossero stati versati allo Stato sarebbero 200-300 milioni all'anno, stiamo parlando dal 2012, no 2013-2014 sarebbero già 400 milioni di euro. Per dire, no, il fondo del sociale lo potrebbe pagare una banca che li ha avuti in prestito. Ecco, è mai non succede questo? Cioè non possiamo continuare a essere buoni con i... E poi il paradosso è... a fare la voce grossa con i piccoli e poi invece a fare la voce appena piccola con i grossi. Ma quei signori di quei consigli di amministrazione con le banche lì cosa prendono? Gente pagata milioni e milioni di euro e quindi capisco, ma è un interesse collettivo, benissimo, interesse pubblico, però il loro stipendio, l'interesse... Cioè voglio dire, c'è gente nei consigli di amministrazione delle banche, nella burocrazia bancaria, delle assicurazioni, eccetera, che è vero, loro dicono, ma è il mercato prestare soldi della collettività a una banca, è mercato questo, se è mercato facciamo le pulci su cosa prendono questi signori qua, le consulenze, perché lì la corruzione c'è anche lì, non c'è solo la politica, c'è anche il sistema bancario, c'è il sistema delle assicurazioni, lì dentro sono delle lobby, che si chiamano mercato solo quando devono pagarsi milioni e milioni di retribuzione, allora lì invocano il mercato, ma questa strada di aiuto pubblico allora sono bene collettivo, dell'interesse collettivo? Vogliamo parlare che abbiamo assicurazioni, compagnie di assicurazioni che poi alla fine ci sono delle polizze obbligatorie, la polizza delle auto, sono polizze che siamo obbligati a fare, giustamente perché per garanzia dei cittadini, ma troviamo presidenti di queste compagnie che percepiscono milioni di indennità. E poi ci meravigliamo della politica, se non è di politica, perché ma lui è il mercato, sì il mercato, però ci sono polizze obbligatorie, ci sono cartelli fra loro, e dov'è il mercato? Questo per dire che spesso è facile, ecco, la riforma di questo paese deve andare a 360 gradi, perché alla fine qua è un paese di furbi, che qua si parla sempre per gli altri, e non si fa mai l'autoesame, e spesso lo Stato viene invocato quando serve, poi quando non serve si è
tutti privati. Bravissimo, la battuta e poi Tonini. La battuta voleva essere la battuta finale anche per dare qualche risposta anche a Sposato. Ma con il potere che aveva o che ha la Banca Centrale Europea, quando prestava i soldi e presta i soldi e presterà i soldi alle banche, ma è possibile che non possa mettere un vincolo? Stavolta ma stavolta? Ma quando dava i soldi all'1% e le care banche andavano a prendersi i titoli di Stato al 7%? No, non l'ha fatto. Il famoso vincolo di prestare questi soldi alle imprese, facendosi anche l'utile, per carità di Dio, ma non facendo gli usurai. E questo non è stato fatto e ha creato anche questo il dissesto che abbiamo. Assolutamente, Tonini. Ecco, io volevo ricollegarmi un po' al tema di questa, diciamo, riunione, no? Eliminiamo gli sprechi. Allora, dal punto di vista dei comuni o dei piccoli comuni che io rappresento, diciamo che non è che ci siano moltissime possibilità. Qualche cosa si può anche fare, mettendo insieme vari servizi fra vari comuni. Che ne so, mi viene in mente una ragioneria che, anziché avere un ragioniere capo per ogni comune, magari avere un ragioniere capo per 5 comuni. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione, mettere insieme alcuni servizi così. Ma credo che tanto più di quello che già diamo. Ma le unioni di comuni, che vuol dire un unico sindaco, un'unica amministrazione? No, quella è fusione. Quella è fusione. Allora lì io non sono molto d'accordo sulle fusioni, perché si parlava di fusione, se non sbaglio parla di fusioni. Diciamo, io credo che le identità locali siano un bene da preservare. E quindi su questo. Ma neanche i comuni più piccolini non potrebbero fondersi con altri? Ma secondo me già se mettono insieme alcuni servizi, mi pare che stiamo andando in quella direzione. Quindi lei non è favorevole alle fusioni? No, la fusione assolutamente no. Non è così facile, perché mentre il sindaco dice è disponibile a farlo, però quei comuni hanno 5 responsabili della ragioneria. Col piffero che questi aiuteranno il sindaco a fare la fusione, vale per le camere di commercio. Quei segretari generali delle camere di commercio, col piffero, scusa il termine pratico, che aiuteranno le giunte e i consigli a fare la fusione. Perché rimarrà un segretario generale per 3 camere o 4 camere. Quindi anche questo è un aspetto che va, ma volevo arrivare che va preparato a tavolino con i sindacati. Ma hanno una identità locale ben precisa. Attenzione Tonini, se no non si volevo solo terminare, dopo io sono intervenuto abbastanza poco. Allora, ricollegandoci al problema come di eliminare gli sprechi, io credo che non possiamo prescindere da una grande realtà che si chiama la spesa, adesso mi sfugge il nome. Spesa pubblica, spesa corrente? No, porco cane, il termine non mi viene. I costi standard, ecco, questo sì, cioè mettere insieme appunto, di percorrere fortemente la ricerca sui costi standard. Un'altra cosa è, purtroppo noi oggi stiamo vivendo un'invasione, e non ce la possiamo più permettere. Adesso qui entro in un tema caldo politicamente, parlo dell'immigrazione, cioè veramente, io posso capire le persone che fuggono da bombe e da guerre, che hanno tutti i diritti di essere aiutati, ma vi ricordo che siamo appena al 10% del totale di quelli che entrano, che hanno questi crismi. Cioè io credo che davvero non ci possiamo più permettere Mare Nostrum. È una spesa spaventosa. Che non c'è più lo stato attuale. Sì, ricambiamo nome come sempre, qua le cose sono così. Io credo che non possiamo mandare le nostre navi, la nostra marina, a prelevare della gente che alloggiamo poi in alberghi, che alloggiamo in posti così, che gli diamo 40 euro al giorno. Per carità, è giusto aiutare chi ne ha veramente bisogno, ma non possiamo più sperperare denaro pubblico. Io non posso dire a un mio invalido che viene a bussarmi alla porta non c'ho niente da fare per aiutarti, devi accontentarti di 280 euro che ti danno al mese e diamo 900 euro, spendiamo almeno 900 euro, 1000 euro per uno che non sappiamo neanche da dove arriva, che potrebbe essere anche uno di quelli che tagliano il collo alle persone. Lo dedicheremo una puntata. Rispetto alle questioni avanzate dalla legge di stabilità, che poi insomma era un po' l'argomento anche che in qualche modo abbiamo toccato, mi viene in mente una battuta di un economista americano giovanissimo, a 36 anni, che insegna a Boston, che racconta questa storiella: 2 pesci rossi nuotano nell'oceano e mentre nuotano incontrano un altro pesce rosso che viene dall'altra parte, e questo pesce rosso chiede a quei 2: ehi là, com'è l'acqua?
Questi continuano a nuotare, dopo un po' si interrogano e dicono ma che cosa voleva dire con quella battuta? Ecco, a me pare esattamente questa la situazione del sistema paese. Abbiamo un premier che parla ma non sa di quello che parla, perché se ascoltasse un pochino di più, forse mettendosi attorno a un tavolo qualche problema lo potremmo risolvere. Ma è stato sindaco, è stato sindaco, Quindi, è stato presidente della provincia, ha iniziato a 19 anni e dice che i vecchi devono lasciare il posto ai giovani, anche lui è già vecchio sotto questo profilo. Però amministrare un comune, per quanto importante, non è amministrare un paese. No. Il paese... No, avrebbe dovuto sentire le istanze dal basso, in quel senso. Ma è troppo arrogante per poterlo fare. Non lo faceva neanche da sindaco. E non lo faceva, del resto ha chiedere perfettamente ragione, nemmeno da sindaco. Però ripeto, la storiella di prima indicativa per dire che veramente c'è bisogno di ragionare sulle cose. Abbiamo 456 crisi aperte al Ministero dello Sviluppo Economico. Questo è un paese che aveva la più grande industria siderurgica, non c'è più. Chimica non c'è più, dell'acciaio non c'è più. E di fronte a tutto questo noi stiamo qui, forse a qualche altra penso realtà, che sia arrivato il momento, siccome le intelligenze e le energie ci sono, io sono convinto che ci sono sia le intelligenze e le energie, bisogna mettere da parte i propri interessi personali e ragionare su come far ripartire la macchina che è assolutamente ferma. E per ripartire bisogna fare anche sicuramente degli interventi che potranno dar fastidio a quelle che chiamano i poteri forti, che giustamente Ziglio ha più volte citato. Elena, volevo dire questo, volevo chiedere, no? Siccome secondo me uno dei costi, no, per l'impresa, per noi, per le famiglie, è il costo dell'energia, no? Volevo chiedere, è possibile a livello forse regionale, di consiglio regionale, di politica regionale, incentivare le forme di energia alternativa? Premesso che io sarei per il nucleare, personalmente. Però era stato fatto e sono tornati dietro a livello governativo. No, volevo finire la domanda. No, scusa, volevo finire. Volevo finire la mia domanda, no? Premesso che io sarei per l'energia nucleare, visto che abbiamo 22 siti qua in giro intorno a noi, quindi se c'è qualche fuoriuscita di sito, noi siamo i primi, parlo della ex Jugoslavia, in Svizzera, ovunque abbiamo 22 siti nucleari intorno a noi. Non premesso questo, ma non è possibile incentivare queste forme? E chi è che può incentivare queste? Per esempio vedo spesso delle pale eoliche che girano, si può fare una politica di questo tipo per recuperare energia? Io ho fatto la prima pale eolica nel Veneto, quindi l'ho fatta io. Ecco, come si potrebbe sviluppare? C'è il paradosso che l'energia, io sono favorevole allo sviluppo dell'energia rinnovabile, però c'è un problema, che se questa sta in piedi con gli incentivi, noi paradossalmente il costo dell'energia elevata è dovuto anche perché ci sono energie rinnovabili. Perché noi questo qua ci troviamo in bolletta una parte di costo è dovuto allo sviluppo delle energie delle fonti rinnovabili, o meglio, l'incentivo va bene, però dovrebbe provocare un mercato tale per cui si abbassano i costi e renda competitivo questa fonte rinnovabile. Però se alla fine oggi tutti i mega impianti fotovoltaici soprattutto, che sono quelli meno che incidono di più, perché altre fonti energetiche, l'idroelettrico quello sarebbe conveniente, l'eolico se c'è vento è una fonte rinnovabile interessante, però sul fotovoltaico per esempio abbiamo fatto che alla fine abbiamo aumentato il costo delle bollette. Abbiamo fatto un boom, perché c'è stato un boom dei tecnici eccetera, è vero, nel momento del boom poi si è sgonfiato improvvisamente, abbiamo portato investitori stranieri, noi abbiamo comprato, tra l'altro non abbiamo sviluppato un'industria di produzione nostra, abbiamo ingrassato la Germania, i paesi asiatici, abbiamo quindi fatto uscire i capitali e ora abbiamo un debito da pagare per 20 anni. Questo è, quindi voglio dire, bisogna stare un po' attenti, piuttosto dobbiamo investire sul risparmio energetico, l'efficienza energetica ed è un settore, la prima forma di risparmio, ci guadagno è il risparmio. E lì c'è molto da fare, negli edifici, negli impianti, non abbiamo più tempo a disposizione. Ti porto velocemente un esempio personale di risparmio. Allora, qui a Padova hanno iniziato, ma da diversi anni, nei vari quartieri la raccolta differenziata. E è capitata che è arrivata nel mio quartierino. E io dico, ma io ho un amico che abita fuori Graz e questo non paga più niente quando è arrivata la differenziata. Io dico, vuoi vedere che comincio a risparmiare? Allora succede questo, mi arrivano con un'infinità di bidoni di dimensioni enormi, non capisco per che motivo così grandi. E quindi sono 5 o 6 bidoni, devo fare un'isola ecologica obbligatoriamente, che sennò tutte le sere devo portare fuori uno di questi bidoni e quant'altro. Allora, nella strada faccio un buco nella mura, faccio l'isola, 3.500 euro. A carico mio naturalmente, perché chiaro, no? Ma mi dicono che è un'opportunità. Poi
devo comprare tutti i sacchetti di un certo tipo, perché ogni tipo di prodotto ha un suo sacchettino, che non mi dà il comune di Padova, o il comune non c'entra, ma la società che gestisce. Benissimo. Poi non ci sono più i spazzini come prima col suo camion che arrivavano, che è scritto Agegas APS, no, sono di privati adesso questi qua, cooperative. Non so, quindi vengono, buttano, aprono, ti lasciano il cancello aperto e pago i sacchetti ancora. Sì, ma poi vedere che ho un risparmio nella bolletta. No, ho avuto l'aumento. Perché il servizio costa in Austria, questo mio amico che abita fuori, non paga più niente, perché c'è più ricicli e meno paghi. Il comune è onorato di fare la raccolta differenziata, che lui collabora, in Italia, anche in quello che si dovrebbe risparmiare, e producono energia. Questo non è un paese, questo è un paese che va con la catena, cioè la bicicletta senza la catena, e prima o dopo, finché siamo in discesa, andiamo. Diciamo che in termini energetici girano le pale, in tutti i sensi. Tra le riforme da fare, prima diceva cosa faresti subito, dobbiamo avere un po' di coraggio, queste tutte municipalizzate, queste aziende qua, ma guardate, adesso abbiamo fatto le riforme anche sul ciclo dell'acqua, si diceva superiamo le piccole gestioni per ottimizzare, abbattere i costi fissi, razionalizzare meglio, ma giusto il principio, però si rischia di creare dei baracconi pubblici, dove alla fine, dove c'è invece un dirigente, la politica ne mette 5, invece di 100 dipendenti ne mette 300, e guarda caso spesso selezionati per raccomandazione diretta, quindi meritocrazia zero, perché quelli che meritano prendono la valigia e vanno all'estero, mentre lì dentro va dentro il portaborse del politico di turno, eccetera. Questo dobbiamo aver coraggio. Guardi, io sono con il governatore Zaia, un po' più di mercato, però il mercato è controllato. Cioè il pubblico deve controllare e stabilire le regole del gioco, però la partita abbiamo un po' di coraggio a aprire. Io sono convinto che se facessimo delle gare su per esempio i rifiuti, per esempio sull'acqua eccetera, io sono convinto, contrariamente a quanto tutte le proteste e i referendum che noi abbiamo fatto, che avremo un abbassamento delle tariffe se il pubblico riesce a controllare bene le cose. Sull'eliminazione degli sprechi io sono con il governatore, noi siamo con il governatore Zaia, dall'inizio avevamo detto facciamo una ASL per provincia. Sa quante sono le ASL in Veneto? Tante. 22, 23, non mi ricordo neanche più. Sarebbero 7. Forse qualcosetta cambierebbe. Non vuole essere solamente un proclama, non vuole essere solamente un proclama, sarebbe una riorganizzazione della macchina per far funzionare la macchina, poi tra parentesi in una maniera coerente, perché ci sono ASL che spendono in una determinata maniera e altre ASL che spendono in un'altra maniera e non si capisce perché magari, io dico una stupidaggine, una siringa costa 100 euro da una parte costa 10 euro. Volevo dire una cosa a proposito della raccolta differenziata. Comune di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, fa la raccolta differenziata porta a porta. Loro passano la mattina con un lettore, fanno più ricicli e meno paghi. È il comune in Italia, questo che si dovrebbe fare, è il comune del Meridione. Come il comune di Salerno è il comune che ha raggiunto il 78%. Salerno, per esempio, il 78% della raccolta differenziata ed ha la più bassa tassazione tariffica. Perché è gestito con testa. Vedi, allora riduzione delle USA, la situazione virtuosa. Poi vai in pochi chilometri di distanza, sono andato in Calabria quest'estate, la messa a termine dintorni, il mese di agosto dovrebbe esserci turismo, montagne di rifiuti abbandonati. Ma perché non, cioè, siamo a pochi chilometri di distanza, vedi, quindi è differente anche al sud. Perché se si vuole siamo fuori tempo massimo, la battuta, chiusura. Sempre gli uomini io mi identifico come Veneto in quei due pesci rossi di prima. Va bene, bisogna che qualcuno, la politica, purifichi l'acqua perché noi possiamo vivere. Chiarissimo, grazie quindi anche al Confcommercio, grazie anche al contributo di Luigi Sposato che ha provocato a voi di essere intervenuti. Comunque mi è piaciuta stavolta perché è venuto fuori qualcosa di veramente concreto, quindi lascio i nostri telespettatori, vi ringrazio di averci seguito, ci vediamo domani e via con Brava Italia. Un applauso alla conduttrice. Luigi Sposato, presidente Euro Interim. Andiamo su un'altra piattaforma, andiamo quindi su internet e parliamo di qualcosa di estremamente importante e innovativo per le aziende che vogliono farsi conoscere, far conoscere e vendere i propri prodotti all'estero, ovvero Brava Italia è un marketplace di Euro Interim Servizi SPA
e del gruppo quindi Eurointer Agenzia per il Lavoro, intende dare la possibilità a coloro, quindi piccole e medie aziende, che hanno un prodotto italiano, quindi made in Italy valido, e viene data la possibilità di poter metterlo in vetrina e farlo individuare e riconoscere nel mondo. Sostanzialmente noi diamo l'accessibilità alle imprese che vogliono mettere in vetrina i prodotti in maniera molto semplice, dal telefonino, dal tablet, dal computer, si caricano e si mettono in vetrina i propri prodotti, e con un click si riescono a inserire diverse tipologie, quindi taglie, misure, quantità, modalità di spedizione, tutto quello che serve per poter poi promuovere appunto all'estero il prodotto made in Italy. La cosa che faremo è, mentre il cliente ha l'onere di inserire, quindi di dedicare del tempo per inserire questi prodotti in vetrina, il nostro onere sarà quello, oltre a mettere a disposizione questa piattaforma estremamente evoluta, quello di posizionare nei motori di ricerca del mondo il Bravo Italia, questo marketplace, in modo tale che dalla Cina, dalla India, dagli Stati Uniti, ovunque una persona si colleghi e voglia comprare il Made in Italy, noi dobbiamo fare in modo che appaia nelle pagine di ricerca il Bravo Italia, e di conseguenza poi il cliente fa le scelte rispetto a quello che ritiene opportuno. Le potenzialità che possono essere offerte alle aziende sono enormi. Come dicevo, il Made in Italy è riconosciuto come un qualcosa che appartiene a noi, quindi possono veramente tutti quanti prendere ad esempio dei prodotti che le nostre imprese producono ed esportano. Le potenzialità sono quelle di potersi andare a collocare in mercati, sia mercati emergenti sia mercati già consolidati, e di conseguenza anche, perché no, aumentare la forza lavoro qua in Italia, quindi dare delle opportunità di lavoro, perché è evidente che se si vende di più all'estero si assume di più in Italia. Va considerato che questo marketplace può aiutare, e in qualche caso è già stato così, alle imprese che mettono in vetrina i loro prodotti, di poter anche trovare dei distributori e dei rivenditori nel mondo, quindi non solo vendere il singolo pezzo, ma anche trovare l'opportunità di ampliare in maniera grande la propria possibilità di business. Il tuo prodotto è from Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti from Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere.